Un'idea eccezionale, la valorizzazione per dato un prodotto che è di facile coltivazione ma anche un prodotto povero, esaltato, sublimato al punto tale che 500.000 zucche vanno sotto i riflettori e oltre 300.000-400.000 persone verranno qui con i loro bimbi e si crea un brand che è il villaggio delle zucche, ma si crea anche un percorso turistico, un'offerta turistica, una destinazione nuova. Prova ne sia che ormai è come la strada degli elefanti, ormai quando si impara non si perde più. Capace anche di creare un indotto economico notevole. Beh, si consideri solo che attorno a questo villaggio ci lavorano circa 400 persone, quindi immagino quanti ragazzi, studenti a tempo determinato ci sono, animatori per la ristorazione, per gli allestimenti. È un vero e proprio set cinematografico, è un po' la nostra Cinecittà della zucca. Lo ha ripetuto più volte, bisogna imparare da imprenditori come la famiglia Manzani. Sembra che a Villorba lo stiano facendo. Beh, innanzitutto Paolo io lo conosco da una vita, penso di essere l'unico qui che lo può dire. È sempre stato un visionario, persona determinata, molto attenta, diciamo, ai valori etici. Prova ne sia che il villaggio delle zucche è anche solidarietà, ma poi anche la persona che ha saputo rialzarsi da situazioni non belle. Pensiamo che questa realtà ha avuto un grosso incendio in passato ed ha saputo valorizzare l'agricoltura in una maniera giusta. Il binomio prodotto-territorio crea flusso turistico, crea soprattutto un'attrazione di quei cittadini che altrimenti restano distanti dall'agricoltura. Loro l'unico rapporto sarebbe il supermercato e lo scaffale dove vanno a comprare il prodotto.